insegnato a cucinare i porcetti, che non mica lo trovavi al ristorante il porcetto. E la domenica c'erano file di macchine che partivano da Sassari, da Cagliari, per andare a mangiare il porcetto, a mangiare il pane frattao, le cose tipiche del Molise. Adesso che l'albergo lo manda avanti, lui è morto da molto tempo, lo manda avanti una figlia architetta che lo ha veramente trasformato nel più bell'albergo che ci sia in Sardegna, perché è molto tipico, molto pieno di colori, pieno tutte le stanze, i corridoi tutti pieni di oggetti antichi dell'artigianato sardo, ma preziosi, costumi sardi di tutte le epoche, di tutti i paesi, veramente bello, e grandi opere d'arte, sculture di Francesco Ciusa, quadri degli artisti più importanti del Novecento sardo. Questa è la piscina. Un altro è Ninni Pava, che costruisce questo hotel, si chiama Samuvara, ad Arezzo. Arezzo era già un po' un posto di vacanza, perché ci andavano i cagliaritani che non potevano andare al mare, volevano andare in montagna. A Arezzo sono boschi di noci, di nocciole. Sorbetto pure. Sì, la carapigna. E si andava in vacanza estiva dove, come a Tempio anche, a respirare aria buona. Quindi era già un po' una piccola destinazione per lui. Fa questo grande complesso e lo lancia attraverso una serie di iniziative. Questo è importante, ricordatevi che nel turismo non basta fare le cose, bisogna promuoverle, ma non solo nel turismo. Qualsiasi cosa, se uno fa una cosa e poi nessuno lo sa, è come se non l'avesse fatta. Chi ha scoperto l'America? Chi risponde? No. L'hanno scoperto i vichinghi, solo che si sono dimenticati di dirlo. E allora la gente crede che sia stato Cristoforo Colombo, perché Cristoforo Colombo invece lo ha detto. Vedete l'importanza della comunicazione. Quindi lui cosa fa? Organizza dei grandi eventi. Ogni anno faceva la sagra del fungo, del porcino, e la gente comincia ad andarci, ad appassionarsi, a conoscere questo posto, e nel posto a poco a poco si prende piede e diventa importante, una destinazione importante. Zia Michela Mastio ha costruito un impero nella zona di Orosei, Cala Ginevra, Cala di Verona. Giorgio Mazzella, altro imperatore, altro impero, a Batax, il Parco Hotel, tutto questo grande villaggio. Gualtiero Gualdo poi ancora di più pioniere, perché si inventa di creare una stazione sciistica invernale sul Gennargevo, sul Gruppo Spina. E è una cosa che ha funzionato per un certo periodo, poi però le burocrazie regionali non riusciva a fare come si chiama, la funivia, eccetera, eccetera, per cui alla fine ha interrotto. Però, vedete, l'idea c'è ancora qualcosa, ma intendiamoci, era per sciatori poveri nel senso che sciare al Broncospina non è come andare al Sestriere o sulle Dolomiti, per cui chi veramente ama la montagna, ma sciare, va in quei posti che sono serviti bene, c'è sempre la neve al posto giusto, eccetera. Qui era un po' appunto artigianale, un po'. Comunque lui ha avuto questo merito, quindi gli va riconosciuto. Il libro è anche divertente perché racconta non solo come questi signori hanno creato le loro imprese, le loro iniziative, ma racconta dei viaggi che facevano insieme per scoprire il mondo, per andare a capire cosa facevano gli altri, per copiarli, che non è una brutta cosa. Se tu vai e vedi una bella cosa, copi. E quindi ci sono questi racconti curiosissimi di queste avventure che facevano, vanno in Scozia e vanno a dormire